Quando si parla di collocamento mirato viene in mente immediatamente il ruolo del servizio pubblico che controlla le caratteristiche delle aziende che necessitano le assunzioni dei lavoratori disabili. La messa in moto di un sistema virtuoso che dia risposte alle persone e alle imprese richiede necessariamente la collaborazione tra il pubblico e il privato. L'esperienza che noi stiamo seguendo nella nostra regione è proprio nella logica del medico di base del lavoro, di poter essere vicini alle imprese, alle persone e agli intermediari proprio per quanto riguarda il tema del bisogno del lavoro. In merito al collocamento obbligatorio e collocamento mirato, c'è da dire che nella nostra regione il numero delle posizioni scoperte non è eccessivo, si parla complessivamente di circa 16.000 posti che in realtà dovrebbero essere la metà, 8.000 secondo stime ulteriori, per cui tutto sommato siamo all'interno di un sistema sostenibile. Io credo che l'importanza in questo momento di mettere in gioco per tutta la filiera degli operatori che operano a contatto con le imprese, in particolare i consulenti del lavoro, tutta l'area dei servizi di integrazione con il lavoro, è proprio nel rendere evidenti tutte le opportunità, tutte le strade, tutte le politiche che sono disponibili e che possono essere attivate all'interno del servizio dell'impresa. Per questa ragione Veneto Lavoro ha riorganizzato il servizio dei centri per l'impiego nella logica del case manager e dell'account manager come punti di riferimento per le persone e per le imprese. Da questo punto di vista gli intermediari possono trovare all'interno del centro per l'impiego un punto di riferimento utile proprio come supporto ai servizi pubblici per le proprie aziende associate su cui stanno facendo una collaborazione.